Cominciamo questa sera con Dilettanti a tutto campo, un nuovo programma realizzato in sinergia tra venetoglobe.com e Tutto Campo Veneto. Daremo spazio da qui a fine stagione ai campionati dilettantistici della nostra zona, dalla D alla terza categoria, le squadre trevigiane, veneziane e bellunesi, cercando di dar voce a tutti i protagonisti di questi campionati. Prima di tutto presentiamo gli ospiti di questa sera. Qui davanti a me, alla mia destra, Nicola Fornasier, direttore sportivo del Vittorio Falmec San Martino Colle. Buonasera a tutti. Alla mia sinistra Andrea Bavena, portiere del Città di Cavour della Salute. Buonasera. E ancora più a sinistra Gonzalo Lucche, allenatore del Barbisano Eclisse. Buonasera Riccardo, buonasera a tutti. Ci sarà qui con noi anche Giulia alla lettura dei risultati e delle classifiche dei campionati. Buonasera. Da qui partiamo subito con l'eccellenza Girone B, i risultati e le classifiche maturate dopo le partite disputate ieri. Iniziamo con il Calvino Ale e il Robeganese 3-1, Real Martellago Lia Piave 2-1, San Donà Porto Mansuè 1-1, Calcio Istrana Union QDP 2-1, Eclisse e Porto Gruaro 2-3, Liventina Vittorio Falmec 4-3, Montello Union Pro 1-1, Spinea Union San Giorgio 2-1. Classifica che ne consegue da questi risultati: Unione San Giorgio dico sempre primo con 29 punti, tallona sotto però il Porto Gruaro a 29, poco più in giù Porto Mansuè, Liventina 26, poi a scalare San Donà, Calvi, Spinea 23, Istrana 22, Martellago 18, Eclisse 17, Vittorio Falmec, Lia Piave 16, Union Pro 15, Robeganese Union QDP 13 e Montello 10. Passiamo a parlare direttamente più nel dettaglio di questo campionato, avendo il direttore sportivo del Vittorio qui con noi. Partiamo Nicola dalla partita di ieri a Motta di Livenza, è arrivato un 4-3 rocambolesco, possiamo dirlo, vincevate 3-2 a pochi minuti alla fine, sono arrivati 2 gol nel recupero che vi hanno condannato alla sconfitta. Purtroppo il risultato ci condanna, vincevamo fino all'89esimo, poi un rigore che sembrava dubbio, poi dalle immagini effettivamente un tocco del difensore c'è e quindi lo accettiamo, però il gol subito del 4-3 al 93esimo è duro da digerire, purtroppo ci condanna al secondo stop consecutivo e adesso la classifica non è delle più rosee. Speriamo che il girone di ritorno la squadra possa trovare quella continuità che il girone d'andata è mancata. Sì, un po' di continuità per capire anche, possiamo dire, cosa fare da grande per voi, cioè qual è l'obiettivo da qui a fine anno, se non quantomeno evitare la zona play-out e cercare di restare almeno nella metà. Ma io sono arrivato in questa società che è il Vittorio Veneto da pochi mesi, veniva da un'annata complicata dove si è raggiunta una salvezza all'ultima giornata di campionato, per cui la società ha chiesto, non mi ha chiesto grossi traguardi, ma quello della salvezza, una salvezza sicuramente un po' meno complicata rispetto a quella dell'anno scorso. La società è organizzata, è seria, composta da persone comunque professionali e per cui la squadra non ha grosse ambizioni, è vero, non ha grosse pressioni, forse questo è anche un limite che attualmente c'è, di certo il nostro obiettivo è quello della salvezza, quindi da qua dobbiamo partire e cercheremo di raggiungerlo più velocemente possibile. Avete cambiato qualcosa nel mercato che si sta concludendo adesso, possiamo dire quello invernale, è entrato Baggio del Porto Mansuè, sono usciti Dinca e Bidoger, cambiamenti nel reparto avanzato. Sì, sono stati fatti dei cambiamenti comunque limitati alla rosa, questo comunque dà fiducia alla rosa attuale, ai giocatori che abbiamo, dà fiducia al mister e come società vogliamo dare spazio anche ai giovani, visto che comunque abbiamo una Juniores Elite che è prima in classifica e la società punta molto anche nella crescita dei giovani, per cui questo girone di ritorno si deve portare i risultati che
che ci siamo prefissati, ma deve far anche crescere sia i giocatori che sono adesso, ma anche qualcuno comunque dalla juniores. Guardando più in largo i risultati, il turno aveva avuto alcuni anticipi, eravamo presenti a San Donà, Porto Mansuè, partita terminata 1-1, adesso c'è il contributo video delle interviste realizzate dai due allenatori Gianni Migliorini e Stefano Andretta al termine della partita. Siamo con mister Andretta al termine di San Donà, Porto Mansuè, terminata 1-1. Allora mister, questo pareggio un 1-1 che per quanto visto sul campo può starci il risultato che sommando le occasioni può essere la giusta soluzione del match. Sì, penso di sì. Diciamo che in un campo molto pesante, credo che sia stata una partita non sicuramente bella, però molto intensa e molto fisica, dove i particolari hanno fatto un po' la differenza, nel senso che solo attraverso delle giocate di singoli giocatori poteva uscire eventualmente un risultato più rotondo. Noi abbiamo avuto, secondo me, un buonissimo approccio, dove ci siamo trovati sotto nel momento in cui probabilmente non meritavamo su un errore in chiusura in fase difensiva, anche se probabilmente c'era un fallo in mezzo al campo non fischiato, e dopo credo che avendo perso Miago davanti nell'occasione come ho detto prima, del fallo dell'ultimo uomo dell'avversario, è chiaro che abbiamo un po' abbassato, avevamo un po' meno armi, perché Silvano ha delle caratteristiche diverse rispetto a Gnago, più punta centrale, più statica, più boa, mentre Gnago è più dinamico, e quindi abbiamo dovuto cambiare un po' l'atteggiamento, però credo che alla fine sia stato raggiunto un giusto risultato attraverso una prova assolutamente generosa, quindi credo sia state due squadre che non meritavano solo due di perdere. Classifica, rimanete lì, raggiungete per ora al secondo posto il Portogruaro, domani però in caso di vittoria per Porto Sedico potrebbero allungare su di voi. Beh, sicuramente sì, credo che come in tutte le cose i morti vengano puntati a fine guerra. Oggi abbiamo preso un buon punto contro una grossissima squadra e quindi credo che questo sia un aspetto sicuramente positivo. Evidentemente ne abbiamo persi altri in situazioni dove potevamo vedere molto di più. Quello che abbiamo sentito era Stefano Andretta, allenatore del Porto Mansuè. Nicola, ti chiedo, Porto Mansuè che sta facendo sicuramente un campionato importante di alto profilo. Parliamo comunque di una società importante per la categoria. Quest'estate ha attrezzato la rosa per competere per l'obiettivo della promozione. Sono lì e quindi se la giocheranno fino alla fine. Un'altra squadra importante, come detto, che ha giocato contro il Porto Mansuè è il San Donà, leggermente più indietro in classifica. C'è anche qui l'intervista all'allenatore Gianni Migliorini, che è subentrato da poco all'esonerato Gianfranco Fonti. Queste le sue impressioni al termine della partita. A me sinceramente il pareggio mi sta un po' stretto, onestamente. Penso che per qualità, volume di gioco, numero di azioni create, anche per la casualità tra virgolette del loro pareggio, secondo me è un peccato, perché questi 2 punti si aggiungono ai 2 punti di Vittorio Veneto, dove abbiamo preso gol praticamente con l'arbitro che aveva fischiato in bocca, e sinceramente sono 4 punti che mancano, che una squadra che deve recuperare dà fastidio. Dà fastidio, non è che pesano perché non c'è ancora niente di compromesso e non abbiamo buttato via niente, non abbiamo perso niente, però dà fastidio ed è giusto che dia fastidio, se no va bene tutto. E questo hanno fatto anche appunto uno sguardo nella ripresa, eravamo quasi vicinissimi anche alla doppia, ho pattinato quell'azione del quarto. Beh, insomma, mi sembra che non c'è stata solo una occasione per far gol. Cioè, ragazzi, se andiamo ad analizzare la partita, nel secondo tempo ci sono state diverse situazioni dove noi potevamo fare meglio, diciamo. Niente, vuol dire che dobbiamo lavorare, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare. Io comunque sono contento dei ragazzi perché veramente mi stanno dando grande disponibilità, grande applicazione durante la settimana. Non abbiamo avuto praticamente poco tempo per lavorare perché sono arrivato e avevamo subito 3 partite in una settimana. Questa è l'unica settimana dove potevo lavorare e comunque abbiamo giocato di sabato e non di domenica, quindi
ho dovuto fare 3 allenamenti invece che 4. Conto adesso con la sosta natalizia di recuperare, di poter lavorare e di migliorare velocemente, anche perché adesso abbiamo 5 mesi dove dobbiamo andare a, come si suol dire, a manetta. Senti, nel primo tempo Sandona insomma, è partito veramente molto forte, come anche domenica scorsa, come abbiamo visto. Forse nel secondo tempo è stato un po' un calo a un certo punto, dove è venuto fuori il valore anche del Porto Massuè. Ma il campo, avete visto, è sicuramente un campo difficile dove è avvantaggiato sicuramente chi si difende. Poi il Porto Massuè non è che è una squadra che non ha dei valori, anzi il Porto Massuè ha dei giocatori bravi e un allenatore bravo, e quindi anche loro hanno giocato le loro chance, le loro armi. Però ripeto, se andiamo a mettere sul piatto della bilancia il tutto, secondo me mi sembra che abbiamo di che rammaricarci. Anche dal punto di vista fisico, secondo me la nostra squadra ha finito in crescendo meglio di loro, questo penso di poterlo dire, nonostante il campo che secondo me ha penalizzato più noi che loro. Un attimo uno sguardo alla classifica, ovviamente c'è un bilancio di fine inizio, sì, del primo giro, diciamo, non smuove nulla, restiamo lì, insomma, quinti per ora, aspettando anche le gare di domani. Sì, ma io preferisco non guardare la classifica, ma non perché non la voglio guardare, ma perché non voglio niente che mi possa distrarre da quello che è l'obiettivo. E l'obiettivo è quello di lavorare e di crescere velocemente. Quindi tutto ciò che mi crea negatività, appesantimenti, ansie, proprio non ne voglio sapere. Ecco, la classifica è giusto che la guardi la società, i tifosi, noi dobbiamo pensare al lavoro e basta. Quindi le ultime 2 settimane qua lo secondo me visto un Sandona più arrembante, più cattivo, anche più... Sì, ma io non posso, io non sono la persona più indicata per fare paragoni o confronti con quello che avete visto prima che arrivassi io. Uno, perché non c'ero e quindi non so cosa avete visto voi, e secondo, perché non è corretto nei confronti del collega che mi ha preceduto, che è una persona che stimo, una persona che ha grande esperienza e che ha tutto il mio rispetto, quindi io non andrò mai a giudicare quello che c'è stato prima di me. Io posso parlare di questi 15 giorni dove c'è grande rammarico, perché secondo me è stato fatto un ottimo lavoro e purtroppo i punti non sono consoni ai sacrifici e al lavoro che è stato fatto. Certo che fare comunque 26 punti nel girone di andata ti permette sicuramente di poter ambire fino alla fine alla vittoria del campionato. Dopo starà a loro, se tengono questo ritmo qua, probabilmente le ultime giornate diventeranno quelle decisive. Una squadra che non nasconde di ambire a vincere il campionato è il Portogruaro, che ha da poco cambiato allenatore. È arrivato Giovanni Sonsing la scorsa settimana. Portogruaro che ieri ha vinto 3-2 a Pieve di Soligo sul campo delle Clisse. Adesso abbiamo l'intervista realizzata da Mirko Villanova, l'intervista proprio a mister Sonsing al termine dell'incontro. Mister, gli ho chiesto come sta meglio adesso della settimana scorsa, mi diceva. Sicuramente quando si rientra a far parte dei giochi, diciamo, poi se si ha anche la fortuna di vincere, soffrendo molto, è normale che uno sia felice, è normale che siamo consapevoli che c'è molto da lavorare, però parte da una buona base con una vittoria. Sì, si parte da una buona base anche per una buona partita, perché è stata combattuta da entrambe le squadre. Ai punti, io dicevo in telecronaca, ai punti qualche cosina in più avete fatto. Forse loro non meritavano questa sconfitta, però diciamo che voi l'avete meritata questa vittoria nonostante tutto. Ma noi siamo andati un po' in difficoltà all'ultimo quarto d'ora, quando loro hanno cominciato a mettere queste palle sopra e andare sulla seconda palla, però penso che per un buon 3/4 di partita noi abbiamo fatto un discreto giro palla, abbiamo avuto delle situazioni, poi è normale che la giocata del singolo faccia la differenza, però dobbiamo partire da queste basi e migliorare molto se vogliamo ambire a un piazzamento importante. Un piazzamento importante, oggi il San Giorgio Serico sembra che abbia perso, quindi siete a -1. Sì, per noi importante era vincere, poi ci sono arrivate anche delle buone notizie da altri campi e questo ci fa solo che piacere.
Abbiamo alla ripresa lo scontro diretto, dobbiamo essere bravi a non pensare che dobbiamo fare un solo boccone, però sono delle partite che dobbiamo gestire e a mio avviso quando manca ancora così tanto lo scontro diretto si deve vincere ma assolutamente non perdere. Chiaramente, una settimana, però io ho detto in telecronaca sempre che il tuo modo di giocare insomma si è visto, magari non è sufficiente una settimana però qualche cosa di tuo si è già visto. Ma questo mi fa piacere, sai, quando hai la fortuna di allenare dei giocatori che hanno un passato, che hanno delle caratteristiche, che hanno della qualità e sono intelligenti, magari i tempi si accorciano per vedere quello che vuoi fare, però non dobbiamo dimenticare che questa è una squadra che era seconda in classifica, ci parte già da una buona base. E poi ti ho visto deciso fuori dalla panchina, non eri mai contento oggi? Ma fa parte un po' della mia caratteristica, delle mie qualità, io sono uno molto esigente, uno che partecipa molto alla gara, spero di dare solo nozioni positive e non essere magari avere l'effetto contrario con i miei giocatori, però ripeto, io ho giocatori di un certo spessore che sanno gestire le cose, anche se negli ultimi 10 minuti forse abbiamo pensato più alla partita prossima che avevamo fuori Dennis che a portarla a casa. Buon Natale e buone feste. Grazie altrettanto, faccio a tutti i tifosi, gli sportivi un buon Natale, un felice anno nuovo e speriamo che sia di buon auspicio per tutti. Quello che abbiamo sentito era Giovanni Soncin. Abbiamo anche l'intervista a Stefano Della Bella, allenatore degli sconfitti dell'Eclisse Careni Pivigina, che torna a perdere dopo una bella serie di risultati positivi, comunque con gli onori di un risultato comunque vicino al positivo. C'è sempre qui l'intervista di Mirko Villanova, allenatore della squadra di Pieve di Soligo. Stefano, lascia un po' l'amaro in bocca perché insomma ci avete tentato fino all'ultimo, forse se quel gol 3-2 arrivava 10 minuti prima insomma qualche cosa poteva cambiare. Io ho detto in telecronaca che ai punti loro, per quanti giocatori bravi hanno e di valore, qualcosa in più meritano, però voi non meritavate la sconfitta. Sapevamo la qualità della squadra avversaria. Dispiace perché su 2 gol, sul secondo e il terzo forse potevamo far meglio noi e non concedere quello che abbiamo concesso. Sappiamo l'esperienza di certi suoi attaccanti, di loro attaccanti e così, però abbiamo lottato fino al 93esimo, 94esimo e questo. Ci siamo ancora perché nonostante la sconfitta era una partita difficile, però per larghi tratti del primo tempo secondo me l'abbiamo fatta anche noi. Dopo c'è stato l'episodio, il calcio d'angolo, la punizione laterale, abbiamo preso gol, là ci siamo un po' scomposti, dopo abbiamo preso il gol, il 2-1, il raddoppio a fine del primo tempo perché abbiamo sbagliato, dovevamo mettere la palla in avanti, l'abbiamo giocata lateralmente e là abbiamo perso palla e abbiamo fatto la frittata. Però la squadra è in salute e adesso recuperiamo questi 15 giorni qua, anche qualche infortunato che avevamo fuori 2 o 3 elementi e speriamo di averli tutti per il 5 insomma. Tu l'avevi sempre detto perché anche quando i momenti non erano positivi insomma, ve la siete sempre giocata con tutti, anche oggi avete dimostrato di esserci perché insomma Portogruaro è una squadra che è destinata secondo me a vincere il campionato se continua così. La classifica dice che sono secondi, dunque la qualità ce l'hanno e questo non si discute. Però voi bene. Per contro noi abbiamo fatto una buonissima partita, secondo me dispiace, resta l'armarico che su certi episodi un po' più attenzione, un po' più magari buttarla anche via in qualche situazione, forse avevamo qualcosa in più. Dei 3 davanti un po' sottotono Cibin, ma è anche perché aveva fatto molto bene nelle altre partite e si è rivisto dalla Vedova che conoscevi 2 anni fa mi pare, no? Sì, io non l'avevo avuto perché era qua in Serie D, comunque lo conoscevo, avevamo giocato anche contro, l'ho buttato nella mischia, mi serviva, avevo De Zotti fuori, avevo Go che non stava tanto bene, Allegretti ritornerà e dunque così ci ha dato qualcosa. Cibin ha giocato ma aveva preso una botta la domenica scorsa, però aveva fatto bene, era un buon momento di forma, dunque finché ne aveva ha giocato. Buon Natale, buone feste, adesso si riprende. Spiace, resta un po' il rammarico
però abbiamo dato tutto e dunque non c'è nessun da incriminare. Chiudiamo così la lunga sezione dedicata all'eccellenza Girone B. Passiamo ora alla promozione di, ecco Giulia, i risultati maturati nell'ultimo turno di campionato. Iniziamo con il Fontanelle, Cavarzano 2-2, Ambrosiana e Lovis Presiano 1-1, Città di Caorle Fossalta 3-0, Godega Conegliano 0-1, Noventa Vedelago 2-2, Opitergina Calcio Marcon 1-0, Ponzano Calcio e Vazzola 0-3, Villorba Calcio e Treviso 1-1. Passiamo invece alla classifica con l'Opitergina 36 punti, Treviso Academy 28, Noventa 27, Fontanelle 27, Città di Caorle 26, Lovis Presiano 20, Villorba Calcio 20, Cavarzano 20, Ambrosiana 20, Vedelago 18, Vazzola 15, Ponzano Calcio 15, Conegliano 15, Godega 14, Calcio Marcon 13 e Fossalta di Piave con 7 punti. Questi risultati e la classifica. Allora, vengo da te Andrea per parlare del 3-0 con cui avete sconfitto ieri il Fossalta di Piave, una vittoria dal punteggio, credo anche nel gioco, abbastanza senza discussione. Sì, assolutamente, devo dire che la squadra ha espresso una grande qualità di gioco, abbiamo fatto veramente una grande partita, dopo il primo gol, il secondo dopo diciamo è stata la partita in discesa e devo fare i complimenti ai ragazzi perché veramente abbiamo fatto una grande prestazione e anche comunque una grandissima prova di maturità. Un turno che alla fine per voi è sicuramente positivo, più anche oltre i 3 punti, perché le dirette concorrenti per la zona playoff hanno tutte pareggiato e insomma vi avvicinate al Fontanelle Caorle che sono al 90, che sono a un punto, il Treviso è a 28, solamente 2 punti in più rispetto a voi. Sì, esatto, diciamo che il Treviso è a 2 punti sopra, abbiamo l'Opitergina a 10 punti, abbiamo distaccato anche l'Ovis Presiano che è a 20 punti, siamo là e ce la giochiamo fino alla fine, abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare contro tutte, anche contro quelle sono più in alto in classifica, vedi Treviso, vedi Opitergina e quindi siamo là e vogliamo ripartire nel girone di ritorno al massimo per poter cercare di toglierci tante soddisfazioni. Ieri 3 gol, finalmente possiamo dire, perché l'attacco aveva girato un pochino a rilento rispetto alla difesa dove state facendo benissimo. Esatto, abbiamo fatto veramente una grande prova, come dicevo, sotto l'aspetto della qualità, abbiamo giocato molto bene, finalmente in avanti abbiamo concretizzato le opportunità che abbiamo creato, potevamo farne anche di più, però comunque prendo bene il 3-0 perché spero ci dia fiducia per continuare così. Una domanda proprio personale a te, che insomma per chi non lo sapesse, tu hai calcato campi che con tutto rispetto per chi fa la promozione sono sicuramente di altro livello, sei stato in Serie B a Portogruaro, ad Avellino, in Serie C di nuovo a Portogruaro, una domanda che ti ho fatto anche già altre volte, ma ne la rifaccio perché è veramente dura da capire, cosa ci fai tu in queste categorie, con tutto rispetto, ribadisco ancora, per chi fa con impegno la promozione? Io ho fatto questa scelta perché dopo 2 anni difficili dove comunque ho trovato squadra, una volta a ottobre, una volta a gennaio, mi sono trovato per il 3° anno a settembre-ottobre che ancora non avevo squadra e devo dire che purtroppo ho deciso di prendere questa decisione, ma non rinnego niente, l'accetto, spero di togliermi tante soddisfazioni sotto questo punto di vista, sotto questo diciamo, campionato che non ho mai fatto. Questa società mi ha dato anche la possibilità sia di essere tesserato anche come allenatore, quindi do una mano anche ai portieri del settore giovanile, sono molto contento, voglio aiutare a crescere e insieme speriamo di fare grandi cose, quindi alla fine sono comunque contento di quello che sto facendo e della mia scelta che ho accettato. Un turno che è segnato dall'Opitergina che vincendo 1-0 va a più 8 sul Treviso dopo aver perso 2 settimane fa lo scontro diretto che sembrava riaprire i giochi. Un vantaggio che si è nuovamente allargato, è lo scatto, è ancora presto per uno scatto importante, possiamo dirlo. Sì, assolutamente, guarda, io parlo del Treviso e devo dire che è una grande squadra, però l'Opitergina è una squadra molto più quadrata, un gruppo molto più solido, vince le partite anche 1-0, prende pochissimi gol, infatti è la difesa migliore del campionato e penso che alla lunga
aumenti il passo e arrivi davanti se lo merita, però comunque noi che siamo dietro non molliamo un centimetro. Sta scendendo sempre di più in classifica ed è terzultima adesso. Quali sono secondo te questi motivi che l'hanno portata a scendere nella graduatoria? Beh, devo dire che dopo un inizio campionato secondo me è molto buono, probabilmente sta pagando un po' la categoria, chiaramente che il salto di categoria da prima a promozione è grande. Quindi magari con giocatori che non hanno mai giocato su quella categoria lì si fa complicato. Ripeto, hanno fatto una partenza ottima, adesso chiaramente stanno pagando secondo me questo aspetto qui, un po' l'esperienza, a parte che ci sono comunque giocatori di esperienza lì che hanno fatto anche altre categorie, però nell'insieme sicuramente il saltino inizialmente lo paghi, quindi penso sia un po' questo. Poi è una squadra che comunque ha delle qualità per tirarsi su, quindi penso che possa fare un bel campionato e salvarsi tranquillamente. Torno un attimo a te Nicola, cioè il Lazzao, la tua ex squadra, sia da giocatore che da dirigente, ieri è arrivato un 3-0 secco che sicuramente dà nuovamente l'infa che serviva tanto a questa squadra per risalire la classifica. Sì, finalmente io direi anche, visto questo inizio campionato un po' travagliato. È comunque una società dove si sta bene, dove si può lavorare, per cui i mezzi per uscire da questa situazione ci sono. Faccio il tifo per loro, spero che si riprendano il più velocemente possibile. Fossate di Piave, Andrea, che hai visto ieri 7 punti, ancora delle speranze o deve, suo malgrado, già pensare al prossimo campionato secondo te? Non lo so, guarda, perché comunque ho visto che nel calciomercato invernale hanno cambiato diversi giocatori, forse devono trovare ancora un po' la quadra. Tutto sommato, se devo dire la verità, sotto il profilo dei giocatori individuali non è una brutta squadra, forse deve trovare ancora l'amalgama giusta e magari un po' di risultati consecutivi utili per poter cercare di uscire da una zona molto molto difficile. Chiudiamo la parentesi dedicata alla promozione Girone D. Giulia, adesso passiamo alla prima categoria, Girone G. Iniziamo con il Refrontolo, Alpago 0-1, Cadore Barbisano Eclisse 0-3, Borgo Valbelluna Cisonese 0-0, San Michele Salsa Cappella Maggiore 2-5, Cornuda Crocetta e Plavis Pizzocco è stata rinviata, Fiori Barp Mass Calcio Limana 0-2, San Martino Colle Fulgor Trevignano 1-0, Santa Lucia Susegana e Calcio Cordignano 3-2. Passiamo ora alla classifica con Santa Lucia Susegana 34 punti, Limana 32, Barbisano 32, Fiori 29, Cisonese con 28 punti, Alpago 26, Calcio Cordignano 24, Borgo Valbelluna 22, Fulgor Trevignano 21, Cappella Maggiore 19, Cadore 18, San Martino Colle 17, Refrontolo Calcio 15, Cornuda Crocetta 8, San Michele Salsa 5 e infine Plavis Pizzocco con 2 punti. Commentiamo i risultati maturati con mister Luche. Avete giocato già giovedì scorso voi a Longarone contro il Cadore 3-0, tripletta di Reginato che è anche il capocannoniere del girone. Allora mister, sicuramente state volando, possiamo dirlo, sono risultati sotto gli occhi di tutti, credo. Sì, stiamo facendo un gran campionato, i ragazzi hanno fatto un girone di andata a dir poco strepitoso, chiaramente che noi siamo partiti all'essere neopromossa in prima categoria con degli obiettivi un po' diversi, nel senso che il primo obiettivo è mantenere la categoria, adesso chiaramente facendo questo girone d'andata 32 punti, è chiaro che in questo momento adesso siamo lì e vogliamo provarci, perché noi affrontiamo partita per partita, sicuramente ci sono delle squadre più attrezzate di noi, però un gruppo di giocatori che ha gran mentalità, che ha tanta voglia,
che ha tanta fame di vittoria, è un gruppo umano strepitoso e anche un gruppo valido tecnicamente. Io sinceramente è chiaro che la società mi ha messo l'obiettivo principale che è mantenere la categoria, però io ero molto convinto inizialmente che questa squadra aveva delle qualità per fare qualcosa in più. Adesso ci troviamo lì secondi in classifica, ce la godiamo e comunque adesso per il girone ritorno cerchiamo di comunque migliorare il girone andata e affrontare partita per partita e quello che viene in più sicuramente sarà soddisfazione per i ragazzi. No, parliamo un attimo di te. Da Varbisano, dopo una prima esperienza, è ritornato 2 anni fa, cominciato da giocatore, allenavi già la Juniores, a un certo punto sei stato promosso alla prima squadra. Come è stato passare da giocatore a allenatore e provare un certo distacco da quelli che fino a pochi giorni prima erano compagni di squadra? È stata un'esperienza sicuramente molto forte. Io da essere domenica seduto a fianco dei miei compagni, martedì ero diciamo dall'altra parte, chiaramente che ci ho messo un po' la faccia, nel senso io avevo molta fiducia in quei ragazzi lì, nonostante la classifica siamo riusciti comunque a fare il play out, purtroppo siamo retrocessi nella partita al ritorno e credo che mi hanno dato comunque un'esperienza per me, per i primi passi come allenatore, molto importante. E l'anno scorso un'esperienza servita per ripartire con ancora maggiore spinta l'anno scorso in seconda categoria. Sì, io ti dico che Riccardo che noi siamo retrocessi la domenica col Cisson e martedì eravamo seduti sul tavolo con i dirigenti a preparare già quello che doveva essere il campionato seconda categoria, che poi non conoscevamo praticamente nessuno, né società, né giocatori. Sì, Varbisano era diversi anni che era in prima categoria, ormai era... Ci siamo trovati in quella difficoltà lì e ci siamo messi degli obiettivi. Credo che siamo tornati il prima possibile perché poi abbiamo fatto un campionato a dir poco strepitoso perché 80 punti. Ho pochi ricordi delle squadre che fanno... Pochi, in 30 partite è stato un pochino... Sì, e soprattutto avendo il Refrontolo che un bel testa a testa. Sì, se dico magari qualcuno li commento che abbiamo vinto il campionato all'ultima giornata, all'ultimo minuto con 80 punti, qualcuno mi prende in giro, ma siamo partiti forti già dal primo momento, quindi la società aveva un obiettivo chiaro, anche i giocatori. E niente, siamo ripartiti secondo me alla grande, con umiltà, con sacrificio. Quest'anno la stessa cosa e quindi ti do un dato, Riccardo, questa squadra qui, questa società nell'anno solare 2019 ha fatto 75 punti in 30 partite, penso che sia qualcosa di... c'è un lavoro dietro, c'è qualcosa di... non è fatto a caso, quindi io sono contento dove sono e mi godo in questo momento qui, insomma. Ieri c'era una partita molto importante tra le due bellunesi, Fiori Barp, Massa e Limana. Ha vinto il Limana, squadra che da tanti era data a inizio anno come la principale antagonista. Chi ha vinto però il titolo di campione d'inverno è il Santa Lucia Susigana a 34, poi insieme a Limana ci siete voi a 32, il Fiori a 29, il Cisonese a 28, è una classifica veramente cortissima in alto. Cortissima, un campionato molto equilibrato, a parte le ultime tre che comunque non sono facili da affrontare perché anche su campi un po' diversi da quelli che sono in prima categoria, e comunque sono squadre agguerrite dove che sì, magari il Salsa e il Plavis ultimamente hanno un po' perso il passo, però non è facile affrontarle e lì davanti siamo in tanti. Credo sicuramente che le squadre più attrezzate per vincere il campionato siano il Limana e il Fiori Barp. Noi siamo lì, noi vogliamo giocarsela con tutti,
Siamo una squadra che ha molta umiltà, molto sacrificio, una squadra che ha voglia, ragazzi che si allenano con mentalità, con tanta voglia e quindi ce la vogliamo giocare con tutti. Metto anche Santa Lucia, comunque credo che Santa Lucia, noi e Cisonese all'inizio stagione penso che pochi pensavano che potevamo essere lì. Però io dico che nel calcio la posizione in classifica è meritata, se siamo lì chiaramente nessuno ti regala niente e siamo lì per meriti propri. Vediamo come va, noi ce la giochiamo, adesso c'è entusiasmo, c'è voglia, è chiaro che anche i ragazzi stessi hanno voglia di comunque essere lì, essere in alta classifica, è sempre bello. E quindi non ci poniamo obiettivo, affrontiamo partita per partita e poi vediamo cosa succede, insomma. Bene, cambiamo girone, passiamo al girone H di prima categoria, questi i risultati della classifica. Iniziamo con Giulia Sagittaria Gorghense 2-1, Città di Paese Ponte Crepaldo 1-4, Condor Treviso Sant'Elena 1-2, Jesolo Team Biancorossi 1-0, Rio Zero Branco 1-0, Sporting Scorzè e Cavallino 2-1, mentre Bibione, Libertas, Ceggia e Pramaggiore Pro Venezia vengono posticipate a venerdì 27 dicembre. Passiamo ora alla classifica con Ponte Crepaldo Eraclea con 36 punti, Giulia Sagittaria 35, Città di Paese 26, Zero Branco 26, Gorghense 26 punti, Bibione 23, Jesolo 21, 22, Rio 19, Cavallino 18, Pramaggiore 16 come Sant'Elena, sempre con 16 punti, Libertas Ceggia 15, Pro Venezia 14, Sporting Scorzè 14, Team Biancorossi 9, Condor Treviso 5 punti. Campionato questo dove dopo gli ultimi risultati sembra essere sempre più un testa a testa tra Ponte Crepaldo e Giulia Sagittaria, due squadre che hanno anche operato qualche operazione durante il mercato invernale, specie la Giulia dove è tornato dopo parecchi anni della Bianca, principale cannoniere credo di quasi tutti i tempi dei concordiesi, dopo gli anni a Portogruaro, più distaccate Città di Paese Zero Branco e Gorghense. Sul fondo situazione non facile per il Condor a 5, Team Biancorossi a 9, poi via via tutte le altre, anche se come detto ci sono alcune gare da recuperare che potrebbero ridefinire le parti basse della classifica. Passiamo ora alla seconda categoria, ci sono i risultati della seconda categoria girone N. E questo invece è purtroppo una mia svista invece che... Scusate, ma non l'ho mai detto, ma questa è la nostra prima puntata, quindi prendetela con le pinze perché qualche piccolo errore ci può stare. È un progetto nuovo, questo come detto anche abbastanza ardito, però ci proviamo e crediamo di poter fare qualcosa di buono per questi campionati, questi giocatori, questi dirigenti, questi allenatori qua presenti che meritano di avere una loro vetrina come ce l'hanno i professionisti, ma qua stiamo parlando di gente che ci mette lo stesso impegno, la stessa voglia dei colleghi ben più noti. Il girone da analizzare invece è il girone O di seconda categoria, ecco questi sono i risultati delle gare di ieri. Città di Eraclea e Gainiga 1-1, Monastier Giussaghese 1-0, Musile Mille e Fossaltese 0-2, San Stino e Teglio Veneto 3-3, Zensonese e Treporti 1-2, mentre Evolution Team e Europeo Cesalto 1-1 e vengono infine posticipate San Giorgese e Annonese, Torre di Mosto e Vigor. Sì, questi risultati come detto maturati nei campi ieri, ci sono due partite che verranno recuperate domenica prossima, San Giorgese Annonese e Torre di Mosto Vigor. In classifica comanda il Monastier a 36 punti, più indietro a 33 il Cesalto che come detto ha pareggiato 1-1 con l'Evolution Team di Chiarano ieri in un derby molto sentito. Eravamo lì presenti, abbiamo realizzato un'intervista a mister Fabrizio Gurizzano, allenatore dell'Evolution Team di Chiarano.
Siamo con mister Fabrizio Gurizzan al termine di Evolution Team Cessalto, partita terminata 1-1, Fabrizio Gurizzan allenatore dell'Evolution. Allora mister, un pareggio che per quanto visto nei 90 minuti ci sta tutto, l'avete raggiunto alla fine, però un risultato decisamente meritato da parte vostra. Ma diciamo che la partita è stata secondo me bellissima, ho visto un folto pubblico numeroso per questo derby, è finita come doveva finire secondo me, perché viste le occasioni in campo, forse magari noi una in più, ma nell'arco della partita diciamo che abbiamo fatto il secondo tempo impeccabile, siamo andati a prenderci questo pareggio e poi dopo la fine magari con un po' di più fortuna potevamo anche... Lucidità, sì, un po' di stanchezza. Noi secondo me i miei hanno fatto molto bene, molto bene, a parte l'errore iniziale del rigore che gli abbiamo concesso un attimino un po' troppo volontariamente, nel senso che temporeggiare un attimino su quel tipo di azione lì senza andare troppo irruenti potevamo risparmiarci, però sono contento dei miei ragazzi, stavamo attraversando un periodo difficile, abbiamo fatto una vittoria domenica col Torre di Mosto di carattere, oggi abbiamo fatto una partita ancora con più carattere e con più determinazione, quella che volevo io. Un punto che sicuramente fa molto morale per chiudere al meglio il 2019. Beh, un punto per noi, non abbiamo mai pareggiato il girone d'andata e questo è l'unico pareggio, però venuto in questo modo fa ancora più piacere, ci permette di passare le feste in modo sereno con le nostre famiglie. Infatti volevo augurare a chi mi sente un buon Natale, un buon fine, buon primo. Chiudiamo, adesso si ricaricano le pile e si riparte per un girone di ritorno dove ci sarà da lottare ancora. Abbiamo poco spazio per ricaricare le pile, perché i 5 partiamo già subito, non riesco a capire come mai la federazione ci ha fatto un attimino, questo potevamo cominciare il 12, ma comunque va bene così, cominciamo il 5, cerchiamo di ricaricare bene e di metterci in sesto bene per ripartire bene nel girone di ritorno. Questo, come sentito, era mister Fabrizio Gurizzan dell'Evolution Team di Chiarano. Cambiamo ora girone, andiamo al girone P, ovvero quello trevigiano. Iniziamo con il Calcio San Biagio e Fontane 0-1, Basalghelle Calcio San Fior 1-2, Cima Piave Campolongo 1-0, Ardita Breda San Vendemmiano 0-3, Codognè Arcade 2-1, Porcellengo e Casier d'Osson 2-2, Silea Casale 1-1 e Union Gaia e Orsago 1-1. Classifica comanda con largo vantaggio il Fontane, che al Giro di Boa ha conquistato 41 punti, secondo il Silea a 32, Orsago terzo a 27, ultima sul fondo Campolongo a 4, Arcade 5 e Basalghelle 9. Chiedo a mister Luca un commento, insomma, girone che voi avete affrontato l'anno scorso, sono rimaste parecchie squadre già viste da voi, il Fontane già l'anno scorso era una squadra buona, quest'anno sta facendo letteralmente il vuoto. Come hai detto te Riccardo, l'anno scorso già aveva una buona squadra, quest'anno si sono rinforzati con dei giocatori importanti, vedi Bellotto, Mine Villela, giocatori di categoria comunque superiore. Io credo che Fontane abbia quel qualcosa in più di tutti, credo che sarà comunque un campionato a senso unico, io credo che il Fontane prenderà il largo e penso che vincerà il campionato con tante giornate di anticipo. Poi sotto vengono il Cima Piave, l'Ardita Breda, anche il San Vendemmiano stesso, che sono comunque squadre che si sono rinforzati e hanno comunque dei valori. Ripeto, per me il Fontane ha qualcosa in più nei confronti di tutti. Poi dietro... Campolongo l'anno scorso si era salvato anche abbastanza tranquillamente, quest'anno sta facendo tanta fatica. Sì, probabilmente è un campionato più equilibrato dell'anno scorso, a parte, ripeto, il Fontane che ha qualcosa in più. È chiaro che ci sono comunque delle squadre attrezzate lì davanti. Campolongo probabilmente ha fatto un giro in andata magari sotto le aspettative, ma comunque è una buona squadra e penso che possa risalire in classifica.
L'Arcade lo vedo un po' in difficoltà, chiaramente il salto categoria lo ha sentito, poi insomma sono ancora 15 partite da giocare e può succedere di tutto, insomma. Sorprende in negativo l'Union Gaia 14, una squadra che Sì. Alla vigilia si aspettava facesse un campionato. Sì, perché si sono rinforzati, tipo, sì, sono d'accordo, si sono rinforzati bene. Mi sorprende un po' l'Orsago, che è lì davanti, che è terzo, non pensavo. Sentivo anche un po' i commenti del Calcio San Biagio che probabilmente puntava a qualcosa di più importante, ma comunque nelle ultime partite si è tirato su. Ripeto, lì a parte il Fontana ci sono 5-6 squadre che può succedere di tutto, squadre comunque attrezzate per vincere il campionato. Purtroppo c'è anche il Fontana, quindi lotteranno secondo me per il secondo, terzo, quarto e quinto in giù. Scendiamo ora brevemente alle partite di terza categoria, un'analisi veloce nel dettaglio. Nel girone trevigiano c'è il Fregona che vince 3-0 sul Parà in anticipo, il Giavera non va oltre lo 0-0 con la Ramon e perde contatto perché si trova da pari punti, ora sono a 2 punti di distanza, più giù il Treville a quota 23. Nel girone San Donatese, che da quest'anno ricordo è unico con quello veneziano, c'è diverse partite rinviate, anche una posticipata, insomma un turno decisamente molto spezzettato. C'è un rocambolesco Meolo Sporting terminata 5-4, mentre il Villanova ha vinto 4-0 sul Cortellazzo. Questi risultati visti in questa puntata, una domanda che io faccio un po' a tutti in generale: si è giocata questa domenica, una domenica che di base non era nel calendario stilato in estate, partite di recupero, qualche allenatore si è lamentato, adesso ci sarà pochissimo tempo per poter fare il richiamo di preparazione invernale. Mister, parlo da te proprio nel dettaglio, non poterlo fare, cioè si ritorna a giocare il 5, non è proprio comodissimo, sono solamente 2 settimane di lavoro. Sì, a parte quello, diciamo che un po' la federazione dovrebbe capire un po' le società dilettantistiche. In questo periodo qui i campi non sono in ottime condizioni, c'è gente che lavora, che fa volontariato e quindi non è facile allestire i campi di gioco in questo periodo qui. Io credo che ci dovrebbe essere una pausa più lunga, per me è chiaro che poi è un discorso lungo, no? Perché poi ci sono partite play-out e play-off, quindi se va avanti con maggio e giugno. Io credo che maggio sia uno dei mesi più belli per giocare a calcio e credo che secondo me si dovrebbe fare una pausa un po' più lunga fino a metà gennaio, perché poi ci sono le feste, ci sono tante, e magari approfittare dei mesi di maggio e giugno dove che secondo me si può vedere comunque un miglior calcio, migliori campi e un clima più ideale per fare questo sport. Ti chiedo a te Nicola, in eccellenza il livello rispetto alla prima è più alto, però insomma le problematiche sono spesso volentieri condivise anche con le categorie inferiori. Sì, concordo un po' con il mister, certo mi metto nei panni anche della federazione, che non è facile mettere d'accordo tutte le società, certo che stiamo parlando di dilettantismo e di avere solo una domenica di pausa prima di fine anno, iniziare ad agosto, finire ad aprile, non capisco un po' il senso. Concordo anch'io nel dire che il mese di maggio è un mese fantastico per poter giocare a calcio, per cui userei più il mese di maggio per giocare e meno agosto e meno dicembre. Considerando anche che partite rinviate ieri verranno recuperate gioco forza, domenica prossima andrà a giocare il 29 di dicembre, non credo sia proprio comodissimo per tutti. Io questa cosa la vedo veramente assurda. Io capisco magari nell'ambito professionistico dove queste cose sono all'ordine del giorno, ma nel calcio dei dilettanti uno magari c'ha la famiglia, il lavoro, tante altre problematiche, è giusto che si goda delle meritate ferie e, come concordo con i miei 2 colleghi, almeno una settimana dopo, ovvero il 12, il 13 di gennaio, riprendere poi
eventualmente le attività, perché comunque anche dovute alle piogge, magari i campi gelati, comunque magari qualche partita verrà comunque purtroppo rinviata, ecco. Quindi secondo me bisognerebbe posticipare un po' più in là la data di rientro, insomma. Infatti fino a qualche anno fa c'era una domenica decretata apposta per fare i recuperi delle partite, se non sbaglio era febbraio-marzo, ma ultimamente non c'è più, quindi gioco forza, bisogna andare a incastrare tutto, è una domanda che vale per tutti questa. Sì, la settimana di solito che era l'ultima di febbraio era fondamentale, poteva dare l'opportunità alla federazione di fermare i campionati. Quest'anno hanno deciso così, lo accettiamo. Torno anche a dire sì il mese di dicembre, ma anche agosto, far iniziare comunque le squadre a inizio agosto o a fine luglio, quando il mese di agosto comunque di solito è il mese principale per le ferie, per le persone che lavorano, non è di certo utile, insomma, per chi fa dilettantismo e chi nelle società fa volontariato, e permette comunque ai giocatori di potersi allenare e avere i campi sempre idonei. Una battuta a testa prima di salutarci, partendo dalla mia destra Nicola, 6 gennaio sul finale di Coppa Italia tra Sandonà e Garda, che si giocherà a Rovigo, ricordo, Garda che nel suo girone, ovvero il girone A di Eccellenza Veneto, è sicuramente più indietro rispetto al suo corrispettivo, ovvero Sandonà, Garda che è in quintultima posizione, Garda che credo che insomma, per noi è una squadra un po' ignota. Che partita ti aspetti? Ma mi aspetto una partita dove sicuramente Sandonà è favorito, certo che è una finale sappiamo tutti che può succedere qualsiasi risultato, certo che i miei amici da Sandonà si aspettano di poter portare a casa questo trofeo qua, che un po' tra virgolette salva la stagione che attualmente non sta riscontrando le loro aspettative. Andrea, il tuo ex Portogruaro può vincere l'Eccellenza? Sì, secondo me sì, alla lunga penso che allungherà sul San Giorgio, lo seguo sempre con molto affetto e molta stima questa squadra che mi è rimasta nel cuore, gli auguro il meglio e devo dire che anche la rosa alla fine, la rosa di qualità del Portogruaro molto ampia e di molta più qualità secondo me rispetto alle altre, alla fine avrà la meglio e porterà a casa il campionato. Mister, prima hai detto che vedi come favorite Fiori Barp e Limana, chi la spunterà alla fine? E che potrebbe però non essere una terza contendente? Ma io me lo auguro, ma io credo che Limana abbia allestito una rosa più importante delle altre, credo che abbia giocatori di altre categorie, io credo che Limana abbia quel qualcosa in più nei confronti degli altri, ma poi il campionato è lungo, mancano 15 partite, può succedere di tutto. Vedo comunque delle partite molto equilibrate, quindi non è detto che Limana lo possa vincere, però se devo dire una squadra che è attrezzata per vincere questo campionato sicuramente sono loro. Bene, direi che per questa prima puntata di Dilettanti a tutto campo siamo ai saluti. Io prima di salutarci preciso che vanno dei ringraziamenti alla struttura che ci ospita, ovvero quella di venetoglobe.com, che ci ha permesso di organizzare questa prima puntata, speriamo di una lunga serie di trasmissioni dedicate al calcio dilettantistico. Gli sponsor che a scatola chiusa, ci tengo a dire, senza aver visto il programma già fatto, hanno deciso da subito di sposare questo progetto, e veramente grazie, perché non è facile di questi tempi trovare subito degli investitori pronti. Io ringrazio ancora tutti, ringrazio gli ospiti presenti per essere stati qui con noi, ringrazio Giulia per l'aiuto nelle letture risultati delle classifiche. Direi che è tutto per questa prima puntata, buonasera a tutti e buon Natale.